Pensiero del giorno lunedì 25 novembre. Dare valore alle azioni quotidiane. Alzarsi al mattino e dire solo questo: amerò per primo tutti coloro che incontrerò in questa giornata. Questo è quello. Sempre per primi, sempre per primi, sempre per primi. Essere sempre il primo ad amare. Che vita meravigliosa! Rinvigorisce, mette in circolo tante grazie, perché, d'altra parte, l'amore attira lo Spirito Santo. Ci carica di una luce immensa. Lo dice Gesù: se uno mi ama, io mi manifesterò a lui. Amare il fratello significa infatti amare lui, che si manifesta sempre con la sua luce. Allora piovono tante grazie che ci fanno sentire felici alla fine della giornata, anche se magari siamo stanchi. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Parola di vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.